Quali sono le più importanti ricadute ambientali ed economiche degli investimenti fatti dai gestori di Viveracqua negli ultimi 4 anni? Oggi abbiamo raccontato che gli investimenti del gruppo Viveracqua, del consorzio Viveracqua, sono quasi triplicati in questi ultimi 4 anni e abbiamo misurato le ricadute occupazionali e quelle ambientali. In termini di occupati, accanto ai grosso modo 5.000 addetti che le aziende impiegano quotidianamente, ci sono almeno 11.600 lavoratori che sono stati innescati dagli investimenti che sono stati fatti in questi anni. Accanto a questo abbiamo misurato le ricadute ambientali che posizionano il consorzio Viveracqua nella media della spina dorsale industriale del Paese, quindi nella media delle gestioni industriali d'Italia, e che ci dicono che nei prossimi 7-8 anni queste aziende porteranno il Veneto in una dimensione di qualità buona o di eccellenza rispetto al panorama italiano, e questo anche con tariffe tutto sommato contenute, grosso modo la metà rispetto a quelle delle grandi capitali europee.